Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, siamo in diretta, il secondo video questo di questa notte, vi voglio accesi questa notte perché gusteremo piatto dopo piatto questo grande minestrone di ingredienti notturni che avvolgeranno la vostra notte magica di passione ancora di più. Altro che Gigi Marzullo, altro che Gil Cooper con le televendite, io vi farò divertire di notte, non andate in discoteca, non andate a Mocca Assassina o al Gloss per chi sta nella capitale, a Roma, ma state qui su YouTube e divertitevi. Dovete rilassarvi, lasciarvi andare, capito? Lasciarvi andare. Il bello della diretta, il bello della diretta, ci siamo capiti? Ecco, io devo guardare qui all'obiettivo, giusto? All'obiettivo, guardo qui, questo video non lo perdete, guardatelo fino alla fine. Scusate, ma i tecnici mi hanno tolto i microfoni e devo tenere un microfono qui, ecco, perfetto, sì, ecco, tengo questo microfono, questa specie di microfono che sembra un telefonino ma non lo è perché è un microfono. Prova, si sente, sì, le casse, sì. Allora ringrazio il mio direttore delle luci, il direttore di scena, guardo l'obiettivo, ecco, ciao, che notte ragazzi, sono molto contento di essere qui con voi, popolo YouTube, ringrazio tutti i social network che mi sostengono, se no cascano, che mi sostengono in, diciamo, appunto, Facebook, sì, YouTube, MySpace e via dicendo, Twitter, Facebook, MySpace, sì. Ragazzi, questa è una notte che non dimenticherete mai, ok? Ci siamo fino a qui, Già per il fatto che, scusate se ho messo un po' di crema al viso, però l'ho messa così, sto andando a letto, è tardi, è l'una di notte del giorno, non mi ricordo, ve lo dirò dopo se mi ricordo, e ho messo un po' di crema al viso per far vedere la differenza, perché poi farò un altro video dove sarò senza crema, quindi tutto bello pettinato, insomma, e quindi adesso questa crema me la dovete servire, ma vi prego, fate in modo che vi piaccia, così poi vedete la differenza ok? E se vedete che si ferma l'immagine, continuate ad ascoltare, ne vale la pena, ok? E allora, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, il video amatoriale più bello che c'è. Bello che c'è perché mi piace condurre, mi piace emozionare con la mia voce, mi piace fare questo mestiere, grazie, qualche imitazione, uno show di Bologna, show di Bologna, ma guarda un show di Rimini, show di Bagnacavallo, show di Emiliano, ma show di Bagnacavallo, molto show della Zria, ma guarda, ma io ho fatto la scuola con la Ina Zanicchi, mi piace tanto la Ina, ma la scego sempre, anche se non fa più tipo da un sacco di anni, ha girato Caterina e le sue figlie, ma dove cosa sta facendo? È uscita dalla politica, speriamo che torni di più, già, speriamo che torna, ma vai Mona, ma vai in culo, dai. Ui, no, voi stai cadere nel volgare, ma cosa dici? Ma noi non cadiamo nel volgare, pubblico di YouTube, via da. Mi sono Veneto, sono da Bergamo, sono anche Veneto, di madre Veneto e di padre spagnolo, muy caliente, muy formaggio, parliamo, cosa dici? Muscio di Torino, Sciavino,
Sciavino, Sciavino, cosciami compini, Sciavino, Sciavino, ma cosciami compini. Queste sono alcune delle imitazioni. Socialiana sono come Teresa Mannino. Mia moglie si chiama Rosalia, anzi più mio marito si chiama Calogero, e mia moglie è Rosalia, sono bisessuale, una moglie, un marito, miglia, io sono di Bari, saluto, un ringraziamento va a tutti quanti, ad Aldo Miccoli, vi mando un bacio, Aldo Miccoli, Gilda Fletcher, una grande artista imprenditrice, e poi ripeto Aldo Miccoli, un grande, poi un grande artista anche lui, Gilda Fletcher, e poi Aldo Gilda, e poi Maribel Rodriguez Perez, dall'Olanda che sta guardando, spero, Maribel Rodriguez Perez, e poi che è una grande artista, regista e produttrice, quindi grazie, senza di lei non sarei qui in onda, in diretta, Maribel, Maribel, questo video è dedicato a te, seguimi, stai sveglia a quest'ora? Comunque quando ti svegli, veditelo, mi raccomando, se no, che cavolo, insomma, no, scherzo, Maribel, seguilo. E poi faccio sesso, sensualità, esprimo sensualità in tutti i modi, da tutti i pori, in tutti i sensi, a tutti gli effetti. Mi piaccio, che occhiali bellissimi, gli occhi più belli del mondo, labbra carnose, nasino, labbra carnose al punto giusto, un nasino, gli occhiali meravigliosi, gli occhi più belli del mondo, due guance, due orecchie, i capelli. Tra poco arriverò al gruppo sanguigno, che non vi dico perché non mi ricordo neanche. Devo andare a guardare, ma non è il caso perché non c'entra niente. Comunque dai, allora ringrazio Aldo Miccoli, Gilda Fletcher, Maribel Rodriguez Perez, e poi Noemi Blunt, Silvia Serano, e poi ancora a Luca Capuano, Paulex, saluto Paulex che è famoso perché ha trionfato all'Italia's Got Talent, su YouTube, digitate Paulex e vedrete veramente un grande artista. Visitate Paulex, Paulex, se mi stai ascoltando seguimi, segui questo bel faccino, bellissimo, occhi bellissimi, mi piace, si vede che mi piaccio, si vede che sono un narcisista, che il mio nome d'arte è Steven Hollywood. Steven, sì, me lo dico da solo, andiamo su. E quindi questo è già un capolavoro, guardate, ammirate in tutto il vostro splendore questa crema che mi sono messo, che poi me la levo, non vi preoccupate, perché magari uno mi vede così e dice ma questo che c'ha in faccia? Oh, c'ho questo in faccia, c'ho la crema, poi me la levo, no? Andiamo su, noi artisti siamo così, originali, vogliamo essere originali in un modo o nell'altro, positivo ovviamente. Mazzon, Sergio Muniz, Luciano Pavarotti, Raul Bova, Gabriel Garco, io devo guardare l'obiettivo, non devo più, se si ferma l'immagine sappiate che non è colpa mia, ma godetevi l'immagine, speriamo che non si ferma, ovviamente, ascoltate, ringrazio anche Nando Moscariello, anche Ficare Piccone, anche tutta Striscia la Notizia, se mi mandate dei nuovi mostri ne sarei veramente molto grato. Saluto Antonio Ricci e gli voglio dire andò, fa caldo, andò, fa fritto, poveratone. Oretta, 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 che sarà di me? Oh, non voglio pensarci questa notte, altrimenti impazzisco. Ci penserò domani mattina, sì, ci penserò domani mattina. Dopotutto, domani è un altro giorno. Na 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 na
la la Via col vento 1939 con Rossello Ara e Bruno Vespa. Ecco, Rossello Ara, Rossello Ara conduce porta a porta e Via col vento in Bruno Vespa. Cioè, il contrario, ma il pubblico di YouTube, lo avevo già detto, è intelligente e capisce. Ok? Un saluto anche a Rosario Fiorello, a Michelle Hunziker, a Paolo Coltellesi, a Claudio Bisio, a tutta la TV in generale. Saluto Maribel Rodriguez Perez, Maribel, yuhu. Allora, questo è il microfono perché i miei tecnici, ripeto, mi hanno aggiustato, qui mi stanno minacciando di andare in diretta, ragazzi, voi non li vedete, ma mi stanno dicendo, infatti in primo piano ti fa, e vabbè ragazzi, perché il capolavoro che c'è, guardatemi, sono sexy, sensuale, vuoi farti una scopata con me, vuoi godere tramite i video, e allora godi piccola dai, godi piccola, godi, perditi nel mio sguardo, masturbati la vagina, forza, voi direte ma questo è volgare, che schifo, ma è volgare, no, perché la volgarità non esiste nel sesso, vi dovete godere, dovete lasciarvi andare, dovete masturbarvi la vagina, il pisello, quello che ci avete fra le gambe. Siamo in fascia protetta? No, non siamo in fascia protetta, e allora tirate fuori la vostra che? La vostra patatina fritta. Ti piace la patatina fritta o il cannolo? Allora lanciamo questo al televoto. A chi vi piace di più la patatina fritta o il cannolo? Non dico di più perché sennò mi licenziano. La patatina fritta o il cannolo? La patatina fritta o il cannolo? Il cannolino, il cannolone. Ragazzi e ragazze che mi seguite, se abitate a Settimino in Guidonia è molto meglio, mi raccomando, Ciao. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Io immagino di condurre un grande varietà scendendo la scalinata tipo Sanremo dicendo in diretta dal Teatro Aristo di Sanremo il Festival della canzone italiana, nonché il Festival delle straordinarie meraviglie di questo teatro favoloso. Mi sono salvato, E beh, che bel presentatorino che sono, e quindi ringrazio l'orchestra, inizio a presentare i concorrenti, altro che Pippo Baudo. Beh, mi vedo tra 60 anni, ancora sarò tra 60 anni di carriera, festeggerei 60 anni di carriera, ancora così tutto rifatto, insomma, tirato, ma no, non ci pensiamo, c'ho 30 anni, ne dimostro 20, vuoi guidare con me? Moscio di Bologna, Moscio di Rimini, Ma cosa? Io so dei bar, so dei pub, so pugliese, non si sente dall'accento dei bar, non si sente, come non si sente? Io non sai cosa sono, come Teresa Mannino, come Rosario Fiorello, ma ragazza cucinotta. Sarda sono, io sarda sono, che poi si somiglia al sardo siciliano, ma quando mai? Che ne so io? La 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 la, taratata, parapapapapara. Dicevo, scendo la scalinata del Festival di Sanremo, presento i miei boys. Già io sono un boys, però sono il conduttore, allora mi prendo i miei boys, Roger Cant e George Leonard, e conduco il festival. 14 milioni di telespettatori, magari. Dai, magari anche direttore artistico, faccio tutto, direttore, tutto, insomma, da
casa Gianni Moranti, a Celentano, faccio le prediche pure io, insomma, faccio tutto, perché non saremo tutto mio. Il mio sogno è condurre Sanremo tutto da solo, scriverlo anche, idearlo.